Eccoci. Oh, voglio, avete di fare sta cosa che ho detto, che dormono, che diamo. Oh, lo stiamo provando a 3 ore, stiamo provando, quando andiamo in diretta, l'applauso, e chi sta niente, io voglio, guarda, siete una cosa. Allora, buonasera, benvenuti, viaggiamo in perfetto orario, le 21:04 per l'esattezza, siamo in diretta, ritorniamo ogni lunedì sera con Al Lupo su TEN, canale 10 del digitale terrestre. Un abbraccio a tutti voi, ben ritrovati. Tempo da lupi, anche se i lupi non sono scesi in campo perché è stato fermo il campionato, ritorneranno sabato prossimo contro il Cittadella, ma noi questa sera, siccome vogliamo ancora continuare a parlare di lupi, questa sera ho i lupi della Serie A2, quindi ritornano insieme a noi, qualcuno perché già ha avuto ospite, qualche volta è venuto in trasmissione anche il mister che vedete qua, Leo Tuoto, però questa sera niente poco di meno che abbiamo tutta la squadra del Pirossigeno Città di Cosenza, quindi fra poco li conosceremo, parleremo di tutto e di più, naturalmente c'è anche il numero che vedete in sovraimpressione per inviare i vostri messaggi WhatsApp, poi la nostra Erika li leggerà durante la serata. Nel frattempo io cedo velocemente la palla, anzi il microfono e la linea, alla nostra Erika e l'accogliamo con un grande applauso perché conosceremo gli ospiti della trasmissione. Buonasera, Prego Erika, buonasera eccola a tutti, qua. felicissima di essere qui con i nostri lupi, la Pirossigena, Città di Cosenza Calcio a 5, che andremo subito a presentare. Benvenuto Gaetano Piro, dirigente della Pirossigeno, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Gaetano, ma qui a Gaetano un applauso, no? E che diamo, dai, Voleva fate parlare le batte poco, sti mani, aveva detto. eccolo qua, prego Gaetano, siamo buonasera e abituati. benvenuto. Buonasera e benvenuto, prego. Grazie. Giorgio Fuoco, segretario della Pirossigeno. Buonasera a tutti. Benvenuto, un applauso Buonasera. anche per te. Buonasera. Abbiamo il copresidente Eugenio Piro. Buonasera, buonasera signor Eugenio. Rocco Bossio, direttore sportivo, buonasera e ben ritrovato Rocco. Buonasera a tutti. Allenatore Leo Tuoto, un grande applauso anche per lui. Sì, a Leo, Una sì. buona serata un a tutti. applauso anche a Mister. Leo Tuoto E infine naturalmente. il giornalista Marcello Il? Romanelli. Giornalista. Il grande Marcello Romanelli. Il nostro grande Grande Ciao, Marcello. buonasera a tutti. Fabio, Come stai a Marcello? questo punto io sono l'intruso perché sono una perché persona, però sono molto contento perché ho visto subito una squadra già organizzata, No, ma- elegante e impeccabile. Bravo. Adesso voglio conoscerli perché sono Guarda, veramente tu- belli da vedere, complimenti veramente. Sei di casa qua Marcello, perché siamo, e io una parola devo spendere, siamo nel comune di Rende, poi approfitto anche perché vedete c'è anche l'addobbo naturalmente floreale, saluto il mio amico Luigi Carbone, un abbraccio anche a lui, non è qua ma a Brindisi ci segue con grande interesse per l'Oriental Shop, quindi abbiamo messo anche i fiori, siamo ritornati nel parco acquatico di Rende, quindi Marcello tu meglio di me insomma sai benissimo quanto l'amministrazione tiene a questa struttura. Dobbiamo fare i complimenti a Toni perché è messo in moto, Toni Susinato, insomma, e sta cercando di veramente lanciare questa struttura. Soprattutto perché adesso si va verso l'inverno, quindi Tony sta facendo di tutto per rendere naturalmente vivibile questo certo. posto anche d'inverno, quindi complimenti a lui, in bocca al lupo per tutta la stagione. Ma poi è bello, che ci sarà. l'auditorio è bellissimo, devo dire anche che da qui a poco aprirà proprio nel centro dove c'è il laghetto, aprirà il ristorante da qui a poco, quindi voglio dire ci si muove e quindi vanno fatti i complimenti a questi imprenditori che sono sul nostro territorio calabrese. Allora, io direi di dare voce e microfono naturalmente a Leo Tuoto, buonasera mister, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie. Vi grazie. ricordo più tardi, grazie mister, più tardi avremo in diretta da Firenze, dice ma che ci va a Firenze? Roberto Chiuzzi sta facendo il corso, quindi naturalmente lo sentiremo più tardi, ci dirà di questi nuovi ragazzi, dell'entusiasmo e tutto. Allora, mister, fra poco si parte, eh? Sì, sabato abbiamo la prima di campionato a Messina e quindi stiamo lavorando tanto per arrivare preparati a questa partita. È una squadra nuova, ma ho avuto il piacere di lavorare e lavorerò con loro per tutto l'anno, questo ne sono sicuro perché in questo mese e mezzo di lavoro insieme ho potuto constatare quanto loro ci credano, quanto loro siano bravi e quindi sono molto fiducioso di questo gruppo.
Senti, io approfitto e saluto, ce l'ha detto Stampa questa sera, poi lo sentiremo, Renzo Andropoli, che è insieme a noi anche con i ragazzi, c'è anche l'addetto all'arbitro che ho visto in prima fila, c'è Eugenio Marasco che è il team manager, insomma avete, come diceva Marcello, c'è una squadra, è organizzatissima, è vero, ma poi è una tua, mica stiamo parlando di... Sì, il Marcello, è una tua. campionato, il Comunque, campionato è nazionale. raga, le nazionale, distanze quindi. ci sono, ho misurato io, ci sono 87 centimetri, quasi 1 metro, insomma. Ah, mi sono messo io sono 1,10 m, quindi un po' di più, vabbè, scherzi a parte, dai. Prego, stavi dicendo, No, Leo? stavo dicendo appunto che questo è un campionato nazionale e quindi sì, effettivamente per poter farlo bene, concluderlo bene, lavorare tutto l'anno c'è bisogno sicuramente di una società ben preparata sotto tutti i punti di vista e onestamente lo siamo, è una società veramente ben organizzata che mi sta dando la possibilità di lavorare bene. Anzi, l'occasione mi è gradita proprio per ringraziare la società per tutto il materiale, sia umano sia materiale che mi ha dato e io spero di poter ricambiare con i risultati. È un campionato difficile, duro sicuramente, certamente, però sono, come ho detto prima, sono molto fiducioso dei miei ragazzi. Certo, io ti faccio i migliori auguri, un al lupo, insomma, per questa nuova avventura. Tu lo scorso anno, se non mi sbaglio, eri a Rossano. Sì, lo scorso anno ho avuto la fortuna di vincere il campionato a Rossano di A2, quindi questo per dire che ho avuto la gioia di lavorare 3 anni di seguito in questa categoria, dove mi hanno fatto crescere tantissimo, so le difficoltà che andremo ad affrontare e spero, anzi questo è un messaggio per la società, spero che la società ci stia sempre vicino, sia nei momenti belli, che è facile, ma anche nei momenti brutti, che lì è il momento in cui si vedrà sia il gruppo degli atleti, sia il gruppo Certo. dirigenza, appunto la forza di questa società. Comunque io non ho dubbi su questo, però lo sottolineo. Il DS Bossi, allora, come mai la scelta è caduta su Tuoto? Questa è una domanda da 1 milione di euro, no? Perché avete scelto Tuoto? Allora, il mister Tuoto è stato scelto perché si era appena liberato, come appena detto dal Rogit, e giustamente abbiamo subito approfittato di questa situazione insieme al presidente Fuoco, che è stato il primo ad avallare questa sua candidatura. Abbiamo tutti risposto positivamente ed è stato scelto così, mister. Quindi questo è solo... Mi dici qualcosa anche del settore giovanile, ma poi parliamo anche della prima squadra. Allora, avete anche esatto, in il settore giovanile, questa società crede tanto in questo settore perché quest'anno già abbiamo allestito 2 squadre, l'Under 17 e l'Under 19, guidate da mister Cariello, quindi questa è una società che crede tantissimo nei giovani. Tra l'altro 4 di questi giovani sono in prima squadra, quindi la società crede tantissimo nei giovani, giovani locali. Ecco, partire dai giovani. Assolutamente sì. Creare un po' di interesse anche a questo campionato. Ricordiamo che voi giocate al palazzetto di Via Popiglia, giusto? Esatto, sì. Palla Ferrari si chiama. Palla Ferrari, sì. Benissimo, quindi voglio dire, speriamo bene. Giocate di sabato, se non mi Sabato sbaglio. pomeriggio alle 16 le partite in casa. Ogni sabato. Ogni sabato. Non lo potevano fare un po' una domenica, una cosa, che diamine. No, per il fatto che c'è il Cosenza, capito? Proprio in contemporanea molte volte capita questa... Va bene, comunque. Il copresidente, lo salutiamo, grande passione, si è avvicinato, lui così, prima scherzava, diceva vabbè passo il tempo, mi diceva, adesso si ritrova insomma copresidente di questa squadra, insieme a Pino Fuoco, ma lo salutiamo, Eugenio Piro, buonasera. Sono copresidente. Sono 3 anni che mi sono avvicinato a questo sport e sono contento, specialmente quest'anno che veramente ritengo che abbiamo fatto un bel gruppo. Ma come nasce questa passione per questo calcio? Avvicinatevi un po' il microfono. A me è nata mi è stato chiesto di fare lo sponsor e ho aderito. So che c'è anche tuo genero che dà una mano, che lui è un ex genero, calciatore, lo salutiamo, Ettore Davide, li salutiamo Ettore, anche lui. Lo salutiamo.
E anche mio figlio si sta avvicinando, perché poi è Però non vi avvicinate tutti, però diventa pericoloso questo fatto, perché chissà dove ce l'ha uno e basta, poi però finisce, no? deve continuare che noi abbiamo A proposito, quello un chiederti. presidente che si chiama Fuoco. Sì. Abbiamo Giorgio che si chiama Fuoco e noi abbiamo gli estintori. L'ossigeno c'è pure, insomma, vabbè, questo è bello. Ossigeno c'è pure, quindi in questi momenti pure, Presidente, in questo momento difficile che sai benissimo che l'ossigeno è importante, insomma, voglio dire, speriamo bene per tutti. Perché, guarda, noi dobbiamo portare il nome della nostra città, insomma, nel nostro piccolo, però portarlo avanti, almeno questo è uno dei motivi che ci siamo, diciamo, abbiamo deciso di scendere come azienda in campo, perché fino all'anno scorso abbiamo fatto solo sponsor. Adesso abbiamo preso proprio in mano. Ho visto avete anche il pullman, avete fatto, insomma, ce l'ha detto stampa, ce l'ha detto all'arbitro, ce l'ha detto immagine, insomma, come diceva Romanelli, avete fatto una cosa. A livello di Juventus, siamo modesti. Siamo modesti. Ho visto che avete anche la K come sponsor tecnico. Abbiamo anche il lupo. Ho visto anche il lupo, sì, c'è il lupo che è bellissimo, è stilizzato questo lupo. C'è anche qualche lupo, ex lupo che pari di marchio, che è uno dei veterani, insomma. Un altro lupacchiotto locale. Allora, e poi del resto, guarda, la coincidenza di Eugenio Piro, che non tutti sanno, perché dovete sapere amici che oltretutto anche Guarascio è nato in una fazione di Aprigliano, no? So che è stata conferita la cittadinanza onoraria. Io ho parlato anche con il sindaco Alessandro Porco che penso nel mese di novembre darà anche a te la cittadinanza onoraria, quindi voglio dire Aprigliano che si porta con 2 squadre, la Cosenza Calcio in Serie B e la Rapid Ossigeno Calcio 5 in Serie A, quindi voglio dire sta Presila calza. Ma Aprigliano è stato sempre un paese... è il paese di Donno Panto, Donno Panto, i poeti. C'erano pure i briganti. Donno Panto, Carlo Cosentino, i fratelli Donato, insomma, ha avuto parecchi poeti in lingua calabra. Ora, adesso speriamo che come per l'ossigeno di portare anche Aprigliano a livelli. Cosenza. Ma è la provincia, poi questo Cosenza Calcio ha tutti i tifosi nella provincia, anche in America, no? Però guarda, io l'obiettivo mio, quello che ci tengo a precisare, che questa società, diciamo, ecco, come abbiamo detto anche a microfoni spenti con l'ha detto stampa che è Renzo Andropoli, dicevo questo, voi dovete cercare di creare un po' di entusiasmo, anche interesse intorno al calcio a 5 e forse il settore giovanile, come diceva anche il boss, è importante perché avvicinare i giovani a questa disciplina, a questo sport è anche importante, no? Anche portare, perché poi è uno sport bellissimo. Guarda, è bellissimo, lo so. Avete dei giocatori... Noi quello che puntiamo è anche di portare gente, perché onestamente in tutte queste città vediamo i palazzetti pieni. E il nostro... Presidente, questo fatto del Covid mi guarda la mano, quindi voglio però dire... insomma, cerchiamo di, non dico di riempirlo, ma certo, nel limite. Sempre se non ci chiudono. È successo per noi. Lo so. Purtroppo noi abbiamo gente che sottovaluta alcune cose. Comunque, rispetto ad altri paesi siamo di gran lunga in buone condizioni. E poi guardate, io devo spendere la parola anche perché noi abbiamo le eccellenze in Calabria, no? Io parlo dell'azienda sua, che è un'eccellenza nel settore, no? E niente da invidiare a questi che sono al nord, in Austria, in Germania o meno, e purtroppo non riusciamo mai ad apprezzare le cose nostre. E questo mi auguro, come più volte parlato del chilometro zero, consumiamo i prodotti calabresi, è la stessa cosa abbiamo, diciamo, eccellenze in tutti i settori, cerchiamo di chiudere il cerchio e restiamo in Calabria. Allora, Giorgio Fuoco, prego. Giorgio, buonasera, benvenuto. Buonasera a te. Fuoco sul fuoco, c'era una canzone, qual è? Fuoco nel fuoco, ero bravo. Questo succedeva quando ero in braccio a papà, quindi era fuoco nel fuoco. Visto come... Però Erika subito attenta, Erika. La sai questa canzone, Erika? Presidente, scusatemi un attimo, vediamo, fammi... Vai. Adesso pure cantare. Dai, che diavolo.
Dai. Alzate le mani che Alzate faccio le proprio mani, è una rapina, alzate le mani, che sta una fuoco rapina. nel fuoco, Ah. sono gli occhi tuoi dentro i miei, mi basta poco. Guarda, ma ci facciamo un applauso. Ed ho già che via. capito che sei. Hai visto? Ma che Bravissimi, vergogna, io non so bravi, cantare, bravi. comunque Ma grazie questa allo è la Stella. cosa, è inutile che gira, hai visto? Fuoco nel fuoco è entrata, poi ad Gaetano. Allora, prego Giorgio, come nasce questa Fustal Cosenza? Perché poi nasce da lì, da Via Popilia, dal palazzetto, no? Sì, principalmente sì, diciamo che la passione di papà nacque ai tempi quando papà era giovane per il calcio a 11. 67 anni fa, 82 anni fa. No, forse anche sulla che Pino è 90. del 1905, se non mi sbaglio. Io sono del 7, lui del 5. Lui è Pino, del no? 4. È del 4, Sì, vabbè, sì. come ci siamo, prego. Quindi Guarda lì, Giorgio. da lì è successo che man mano si è evoluto insomma un pochino la situazione, si è appassionato al calcio a 5 come magari è successo con il signor Piro in questi anni. Affacciandosi al futsal, cosa è successo? Che ha cercato di invogliare un pochino più persone, quindi all'inizio parenti, poi amici e tutto quanto, ha creato una piccola società, da cui è andato avanti fino a che poi nel 2017, dopo il Cosentia, Sì. che poi da qui prese anche il nome il Pallaferraro, ora lo chiamano Palla Cosentia proprio per ricordare gli anni tra virgolette d'oro. E nel 2017 abbiamo rilevato questo titolo, l'abbiamo trasformato in città di Cosenza proprio per onorare i colori e il nome della nostra città, che comunque il futsal a Cosenza era tra virgolette spento, proprio come Cosenza Sì, città. Abbiamo cercato di È riprenderlo. stato poi- diciamo come la pallanuoto, che è stato gli anni belli di Man, di Giancarlo, che poi dopo magari è esatto, andato- giustissimo. Da qui cosa è successo? Si è avvicinato il signor Piro, da qui si è avvicinato il direttore generale Ettore, quest'anno si è avvicinato Gaetano e abbiamo cercato di, diciamo, racchiudere un pochino più persone. Per fare Erika, tutto non il ti gruppo. avvicina pure tu là che stai più lontano, già a distanza. Vai, prego, scusami. Da qui, anche se l'ossigeno col fuoco non va tanto d'accordo, sì, lo so. però abbiamo cercato di trovare la giusta via di mezzo, come dice il signor Eugenio, anche avendo gli estintori anche, siamo riusciti a trovare un accordo. È nata anche un'amicizia al di fuori del lavoro. Io lavoro nella loro azienda, quindi anch'io so che tipologie di persone ho a fianco e cerchiamo di fare, diciamo, sempre del Senti, meglio. invece per il settore giovanile, perché so che tu ci tieni in modo particolare, Sì, naturalmente sì, ci affacceremo tutti al settore giovanile. Il settore giovanile un domani si affaccerà alla prima squadra. L'obiettivo principale è questo qui. Il mister Tuoto ci aiuta in questo perché comunque sia l'esperienza del mister è sicuramente superiore rispetto a qualunque altra esperienza che penso che in sala. E aiutandoci cercheremo di far avvicinare più ragazzi possibili, cercheremo anche di mantenere i ragazzi dell'anno scorso, come diceva il mister prima, il direttore prima, ci sono dei ragazzi che si sono avvicinati quest'anno in prima squadra proprio perché l'anno scorso sono cresciuti e cercheremo di far crescere anche tutto il settore giovanile, sia under 17 che under 19. cosa devono fare? Se c'è qualche ragazzo che vuole partecipare, vuole iscriversi Allora, proprio la settimana scorsa c'è stata l'occasione, abbiamo inaugurato il sito web, quindi abbiamo comunque il sito web cittadicosenza.com o pirossigeno-cittadicosenza.com, possono andare chiunque. Da che età? Da che età si può iniziare? Noi abbiamo l'Under 17, come mi ricordava il DS, dal 2005 in poi, quindi 2005. possono compilare, c'è la sezione contatti, compilano il form, verranno ricontattati quasi immediatamente e potranno fare gli stage che organizzeremo ogni tot quando raggiungeremo Invece per questa federazione ci sono incarichi, cose? Allora, sì, diciamo che mio padre è stato contattato dalla federazione per, tra virgolette, prendere la carica in alcuni meriti. Per il momento cerchiamo di mantenerci bassi, però siamo contentissimi. Sì, siamo contentissimi tutti quanti perché comunque sia vuol dire che anche in Calabria stiamo facendo centro, cioè ci stiamo facendo conoscere, non è semplice, purtroppo non è il calcio a 11, quindi tutti quanti... È quello che dico io, non esatto, è facile, certo, è molto più seguito e non c'è neanche bisogno di farsi tanta pubblicità. Nel futsal c'è necessaria pubblicità. Ma guarda che ci sono tanti paesini qua limitrofi a Cosenza in Calabria che giocano a calcetto e molti giocano, tantissimi sono. Sì, però purtroppo anche questo calcetto mica proprio calcetto ne blocchiamo, ci bloccano calcetto. Vabbè, parliamo di calcetto, no, sto dicendo, futsal è differente, lo so, si parla di amatoriale. Lo so, però voglio dire, è quello il concetto, il campo è quello, voglio dire. Sì, naturalmente sì, però a livello... A me piace diciamo, tanto, io, peccato che ho qualche chilo in più, se no altrimenti
Però non ti pensiamo... Al massimo nella sezione contatti potremo organizzare uno stage. Oggi sono andato da Daniele Basta, quindi lo saluto Daniele, quindi Daniele Basta mi sistema per le feste, no? Quindi per dicembre, poi anche la sera che giocare io, vabbè scherzi a parte. Vabbè, ti devi sistemare per le feste, quindi per Natale. È per Natale. Allora, Gaetano Piro, eccolo qua. Buonasera. Buonasera. Lui in privato, prima di andare sul palco, mi ha detto, ma sul palco devo salire. Mica devi suonare, non devi cantare, devi dire qualcosa. Io parlo poco, allora vabbè, io siccome ti faccio parlare poco e so che non è facile, la prima volta che uno parla al microfono dice che devo dire. Questa iniziativa, volevo capire da te perché so che tu la notte pensi, hai lanciato la testa, hai lanciato anche il sito e tante altre cose. Allora, idee ce ne stanno tante. Chiaramente tutto è partito... Oh, Ghetta, pure tu devi andare a dita però, non solo io. Non è che mo che facciamo che vieni pure tu, io ma ti basta tutte e due, punto e basta. Quindi è chiusa la partita perché ho visto che pure tu hai un valigiotto, lo tieni pure tu. altri componenti. No, se non siamo dalla telecamera, capito? vero, Perché questo da lontano. uno che ci vede a casa, guarda questi che erano come sono belli in carne, vabbè, sto scherzando. Prego, Gaetano. A noi siamo pieni di idee e di passione. Come diceva prima mio padre, è uno sport che piano piano ci ha avvicinato sempre di più. Io mi sono avvicinato, per ultimo, proprio spinto da mio padre, che in realtà è uno dei primi tifosi nostri, è quello che vuole vincere a tutti i costi. Noi abbiamo lanciato quest'anno diciamo una società nuova che piano piano si sta organizzando. Non è facile perché alcuni di noi non abbiamo esperienza, però stiamo cercando di farci conoscere, di fare bene. Senti, questa tessera invece del sostenitore, che date anche una maglietta della Cap, l'ho È vista l'altra partito volta. tutto dal discorso che noi Che poi se uno può dare pure 50 euro, si parte dai 50. Sì, indubbiamente. Nasce soprattutto dalla volontà di far avvicinare le persone alla nostra squadra. Chiaramente noi partiamo da un bacino di persone che non ci conoscono del tutto, quindi Sì, quando chiediamo se sapevano che noi eravamo, Qua mo sanno tutto, voi siete qua lupo a lupo. ma stiamo investendo molto 100.000 persone, nell'immagine e nel modo di apparire, di presentarci. Ci teniamo molto che si parli di noi per l'organizzazione, per pure quello per che i risultati, diciamo che adesso hanno cominciato a vincere che si già da diciamo sabato che prossimo. da sabato prossimo iniziamo a pesarci e quindi vediamo. Pure io dalla settimana prossima. Vabbè, ci pensiamo insieme. Vabbè, e poi vedi che l'ha detto all'arbitro non ci pensi nemmeno. Infatti ti vedo che tu non ci scherzi nemmeno, sai che ho capito. Diciamo che le tessere poi lo spiegherà meglio Eugenio Marasco. Arrivato, eccolo Eugenio, se non te l'avevo visto, però diciamo è un'iniziativa per far avvicinare le persone alla nostra squadra ed noi pensavamo che fosse giusto dare un pensiero per legare la squadra alle persone. Allora guarda, siccome sei stato bravissimo per essere la prima volta in video... Ti mandano anche i saluti, tra l'altro, su te ne stanno arrivando i messaggi. Grande presidente Gaetano Piro, saluti da Marius. Vabbè, allora guarda Marius, adesso guarda la telecamera quella lì, puoi darla lì, un attimo ci fermiamo, la linea regia per la pubblicità, vai Gaetano, vai. La linea alla regia per aspetta, allora fra poco ritorniamo, linea alla regia per la pubblicità. Fra poco torniamo, linea alla regia. Siete dalla grande, un applauso a te, bravo, ecco qua, linea alla regia, fra poco. Buonasera a tutti, ben ritrovati cari amici di Al Lupo al Lupo. Questa sera siamo sempre in onda dal Parco Acquatico di Rende con ospite la Pirossigeno, città di Cosenza, calcio a 5, ricordiamo in A2. Linea Fabio perché stava cercando di contattare al nostro Chiuzzi, vediamo se risponde al telefono. Se risponde, mo risponde. Buonasera, sono Pasquale da Acri, volevo fare un saluto in particolare ad Erika. Saluta ad Erika. Ciao Pasquale, un abbraccio grande. Pensa tu un poco. Salutiamo il nostro caro amico tifoso Pasquale. Il foglio, qua l'ho lasciato. Allora Marcello, come sta andando? Che tu c'hai l'occhio critico. Bene, bene, sono molto contento di essere qui con loro
loro perché li vedo con molto entusiasmo, sono professionisti, ma questa puntata tua è importante perché fa conoscere questa squadra e piano piano fa affezionare la città a loro, perché è importantissimo questo. Bravo, hai detto una Ed cosa- è la comunicazione, complimenti pure a Renzo Andropoli, insomma la comunicazione, il modo in cui vi approcciate è un modo vincente da professionisti, e quindi io veramente vi auguro tutto il bene, perché e poi naturalmente speriamo che iniziamo a vincere, che è la cosa importante, La cosa- speriamo che iniziamo a vincere subito. Però è bello perché abbiamo accesi i riflettori nell'auditorium del parco acquatico, quindi come ho detto all'inizio della trasmissione, questo ritorna disponibile, quindi per convegni e quant'altro che vi aspettano qui al parco acquatico, è una bella storia. Allora, io direi di iniziare a conoscere, iniziamo dai portieri. Iniziamo dai Leonardo portieri. Del Ferraro e Vincenzo Gallo, con un applauso Allora, li eccoli accogliamo qua, eccoli che stasera. arrivano, Del Ferraro e Gallo. Ricordiamo di Roma, buonasera, benvenuto Leonardo. Buonasera. Allora, puoi dare il microfono a Leonardo, prego, vieni da questa parte Leonardo. Complimenti per la che barba che hai fatto Sando. Quella tigre della magnesia. Fino sotto il ginocchio. Avvicinati il microfono, lui si sente che è di Palermo, è nato a Mazzara del Vallo. Di dove sei? Velletri, Castelli Romani. I Castelli Romani, dove ci sta il vino buono. Ma noi Si abbiamo mangia bene, il vino perché- Cirò, noi abbiamo il Cirò, abbiamo il Vivò, abbiamo il vino anche noi, però scherzi a parte. Allora, tu da quanti anni sei qua? Questo è il secondo anno. Secondo anno? Sì. Fidanzato, con la ragazza ce l'hai? Sì. Di dov'è la ragazza di Cosenza? No. Di Bernalda. Eh? Bernalda, E dov'è? Basilicata. Ah, Basilicata, insomma qua vicino, insomma, alle porte del Da ste Pollino. parti. Allora, che vuoi dire alla società? Ce l'hai qua? Ti vuoi lamentare? Lo stipendio come è giusto? Ti hanno trattato Fammi bene? domande, tu fammi le domande, io ti rispondo. Ah, no, devo chiedere, non scherzo a parte. Secondo che vuoi dire agli amici che sicuramente vorranno intraprendere questi giovani questa professione, e in modo particolare tu hai iniziato con che cosa? Il calcio oppure direttamente con il calcio a 5? No, io ho iniziato col calcio a 5 subito, non ho mai fatto calcio a 11, quindi non so proprio che dire sul calcio a 11. E niente, ai ragazzi che devono Si iniziare... sente l'accento però tuo che... Toscano. Sì, toscano, sì. Ti Ai trovi ragazzi bene, che- ti trovi bene a Cosenza? Sì, Cosenza è bella, è una bella città, offre tutto, non Guarda lì manca la niente. telecamera, dico, guarda a me che guarda la telecamera, offre tutto, è una città bella, ti trovi bene. Sì? E allora prima di lasciarti, perché poi salutiamo anche gli altri, siamo un'ora, dice parli da Marchi, mi dice, ma chissà che mi chiede a fatto me salire. dei polpette, dei cose. Allora, siccome noi abbiamo queste polpette, noi la capomia è sempre là, capito? Ma diciamo, Sempre a mangiare, quindi. Allora, te invece, visto che sei dei Castelli Romani, qual è il piatto nostro calabrese che ti piace di più? Perché il calcio è anche questo, noi uno cambia Ma il io canale e dice, mangio. trova questi che parlano i calci, e poi cambiano canale, ma invece tu qua senti dei Castelli Romani che gli piace un piatto calabrese, magari molti dice le patate imbacchiose, è una cosa spettacolare, è inutile che vai un calcio, sul calcio, va, vabbè. Secondo me hai toccato proprio un tasto Quale con ti me piace? proprio, Niente? cioè io ti dico la rughetta, cioè. La rughetta. Vabbè, ma ti salutiamo con la rughetta, poi andare con la rughetta. Lasciamo il microfono al giovane Vincenzo Gallo, eccolo qua. Buonasera. Un applauso anche a Vincenzo. Vincenzo Gallo naturalmente è un cognome prettamente milanese, Lombardia. da Lombardia, lui è lombardo, da parte di Castrolibero, dove abiti? Sì, Lombardia verso Castrolibero. Lo so, ok. Quanto sei alto, Vincenzo? Ma 1,86, 87, no, non so esattamente. Da quando hai iniziato a giocare a calcio a 5? L'anno scorso... Ma tu hai fatto l'11 o calcio a 5, il settore giovanile, cosa hai fatto? Allora, ho fatto l'anno scorso il settore giovanile e da quest'anno mi hanno chiamato con la prima squadra. Se no, prima avevo giocato anche a calcio a 11, avevo provato, a Firenze, nella Fiorentina. È Poi- andata male. La Fiorentina, No, se non mi sbaglio, c'è Dodaro, no? Sì, di Cosenza sì. c'è Niccolò Esatto. Dodaro che con la Fiorentina, lo salutiamo, Niccolò, facciamo un in bocca al lupo anche a lui. Sì, sì, E poi è solo andata che- male lì. No, era andata bene, ma poi mi sono fatto male al crociato e quindi sono rimasto qua. Vabbè, adesso sei qui con la Pirossigeno, sì, sono sei sempre in contentissimo. Serie A, quindi Certo. non è che sei... quest'anno a 2, il prossimo anno a 1, quindi voglio dire... Si spera. Tu hai firmato un biennale, Gallo, Vince?
Tu hai un biennale firmato, no? Sì. So che ti aggiri intorno ai 62.000 euro all'anno. Sì, più o meno complimenti. sì, Vabbè. 60-63 in base ai 63, bonus. va bene, ok, c'è il premio partito. Sì. Allora, Vincenzo, tu sei fidanzato, la ragazza ce l'hai? Sì. Come si chiama la tua ragazza? Sofia. Sofia, la vuoi salutare? Il primo piano per Vincenzo Gallo e un abbraccio a Sofia. Ciao Sofia. Aspetta che ti fa il primo piano. Gli era fatto una mansardina, un primo piano, una seconda, no, quello che volete voi. L'importante è che prima dell'una, eccolo qua. Ciao Sofia, un abbraccio, un saluto. Bravo. Tu vai a scuola, che fai? Sì. Faccio l'ultimo anno. L'ultimo anno. Di che cosa? Scientifico. Scientifico. Bravo, dal liceo scientifico, qual è il tuo? Scorza, Vincenzo Gallo, portiere, sicuramente in secondo perché c'è il primo che l'ho visto, primo l'hai visto che è un diavolo questo qua nei pali. No. L'anno scorso l'ho seguito perché noi abbiamo dato le partite, veramente complimenti, devo fare i complimenti, sei bravo veramente. Va bene. Raga, grazie, 10 euro a testa, lasciate, Sì, poi dopo Vabbè, scherza. Allora, prego, grazie ragazzi. Andiamo, sì, A chi facciamo salire adesso, Fabio? C'è il direttore sportivo che ci dirà, noi siamo nelle sue mani. A chi chiamiamo, provo direttore? ad approntare il collegamento con il nostro Roberto Chiuzzi. Allora, sì, vogliamo iniziare con chi c'era già dall'anno scorso, quindi Paride Marchio, Giovanni Savuto. Sì. Poi Allora, due, va bene così, due. Due basta? Vabbè, due basta. State lontani perché ci sono i lupi in agguato, Lontani, c'è ma il vicini. CPM, Buonasera, poi Paride. un metro Come e sta? mezzo. Buonasera, bravo, tutto bene, a distanza, tutto bene. Bravo Grazie. Paride, Siamo a come stai? Sei a distanza assoluta perché sennò... Che poi dopo sai che succede? Questo è come che fanno gli omicidi e le cose, nessuno poi escono, fanno carcere, tu magari siccamo, magari dici, quelli sono la televisione, senza... È ovvio che naturalmente bisogna stare attenti, noi finora, vedi, potete fare un'inquadratura sotto, vediamo che sono distanziati uno dall'altro, abbiamo lasciato un posto, sì, uno no, capito? Non è che potete, questi cominciano a scrivere, là scrivono sui messaggi, o le solite cose, io lo so. Va bene, prego, Paride, benvenuto a Grazie Cosenza. Fabio, grazie. Per tanti anni che mancavi a Cosenza, tu, È una vita che mancavi. Una vita che mancavo. Allora, Paride, diciamo, viene dal calcio normale, no? E poi... Sì. Hai tramutato. Ti sei riciclato in questo calcio, diciamo, bello, che poi è anche bello questo qua, no? Sì, è molto più dinamico, più avvincente, ti prende di più a livello magari emotivo perché magari è più intenso, ha dei lati migliori, ha dei lati delle emozioni magari che ti regala il calcio a 11. Vabbè, non certo. le colma, Ma però questo forse anche il pubblico, molto perché magari ecco, con il calcio a 11 c'è più interesse, i media, i riflettori si accendono di più, no? Sì, diciamo è l'insieme di quello che si crea intorno allo sport. Certo. Guarda, visto che sei qua, proviamo a fare una carrambata con Roberto Chiuzzi, al Principe, sì, come lo chiami tu, Principe, perché lo chiamano così, o Chiuzzi, vediamo, lo salutiamo, lui è a Firenze in questo momento. Lo facciamo in diretta con Paride. Quindi... Buonasera mister, l'applauso da Cosenza, al lupo, eccolo qua. Diceva Paride, il Principe, ha detto Roberto Chiuzzi il primo, ma dove nasce su Principe poi? Fammi capire, Roberto. Salutamela Paride. Qua, no, ti sta ascoltando, ti sta ascoltando. Un abbraccio grande. Principe, come nasce il Principe? Ma quando, insomma, gli anni delle vittorie ai campionati, credo là, non mi ricordo se un giornalista aveva messo, insomma, mi aveva messo sto nome, insomma, sto soprannome. Tu sei a Firenze, Roberto, Sì, sei a Firenze per il corso, naturalmente. Sì, sono qua, domani c'era torno. Ti volevo chiedere, Robby, innanzitutto per questi ragazzi, questi nuovi, so che poco fa ci siamo sentiti, stai guardando il Cittadella, come gioca, insomma. Che vogliamo dire innanzitutto ai tifosi, alla città e a tutta la provincia, perché poi sappiamo bene che questo Cosenza è seguito veramente da tutta la provincia di... No, niente, cosa che deve avere sto gruppo, i ragazzi lo sanno, devono avere fame ma durante la settimana lo devono, è qualcosa che si allena, fame di far bene, di entusiasmare sempre, di giocare con entusiasmo. Questa è una delle cose che io voglio e spero di portare avanti. Stiamo cercando, ce la mettiamo tutta, ce la stiamo mettendo tutta per far sì che la settimana ci dà delle indicazioni importanti.
perché poi per me la prestazione è figlia di un lavoro settimanale, che deve essere fatto con serenità, ma con le giuste tensioni, con insomma lavorare sempre sul risultato, perché per noi viviamo di risultati, quindi noi... E quello che dico io, Roberto, la sono sempre i risultati che poi ti danno la conferma, no? sì, Perché sì, uno assolutamente, può fare bene. Io in una delle ultime trasmissioni ho detto Roberto ha preso la squadra da zero, dopo la riapertura del campionato, e in una trasmissione, come ti ho detto, Roberto, al Presidente ho detto guarda, affidala a Roberto perché è l'unico che conosce i ragazzi. Oggi, ripeto, hai fatto bene, sei riuscito, è stata una scommessa. Occhiuzzi adesso è un allenatore, lo dimostrerà sul campo, perché come ho detto sempre Roberto, poi come dico sempre, sono i risultati che ti faranno diventare grande, oppure poi si vedrà, però è tutto legato ai risultati. Ora ti volevo chiedere, di questi nuovi ragazzi, hai avuto modo di vederli, già parlarci, che vogliamo dire? Siamo allenati. No, è stata una campagna, insomma, una campagna questi mirata alla ricerca di alcuni profili che oggi finalmente avete conosciuto, quindi insomma era soprattutto alcuni ruoli volevamo un po' di freschezza, ci siamo riusciti, il direttore ha fatto un lavoro enorme. Quando giustamente tutti voi eravate preoccupati, ma era giusto, ma noi già sapevamo. Sono tutti preoccupati. Il Presidente aveva, insomma, ha fatto fare con tranquillità al direttore. Il direttore è stato lì un mese intero e quindi noi già sapevamo cosa arrivava e che profili. Quindi io sono contento e devo ringraziare davvero il Presidente e il direttore per quello che mi hanno messo in mano, e comunque per la squadra che mi hanno messo in mano, e pure mi hanno assecondato su alcune scelte, quindi li devo ringraziare. Adesso tocca davvero a me. Certo, io quello che ti posso dire, Fabio, è la cosa più importante. Noi dobbiamo sempre guardare avanti con un aspetto anche critico su quello che faccio, perché devo analizzare sempre cosa non va, perché non sei mai perfetto, e poi le squadre ti studiano, noi studiamo in altre squadre, quindi dobbiamo lavorare tanto, con l'entusiasmo c'è, l'entusiasmo insomma lo sentiamo attorno, i ragazzi si allenano con serenità, però ripeto, ci vogliono le giuste tensioni, e quelle tensioni si allenano in settimana e noi siamo alla ricerca di questo, quindi vogliamo partita dopo partita insomma dare davvero tutto, quella è la cosa più importante. Sabato c'è il Cittadella e poi c'è martedì 20 il derby con la Regina. Allora speriamo bene, ti saluta Palido, vuoi chiedere qualcosa? Roberto, prego, lo puoi fare. Vai. Gli volevo solo mandare un forte abbraccio e il più grande in bocca al lupo possibile, e so la stima che ho per lui. Grazie Palido, pure per me è uguale. Questi, Roberto, hanno una compagine di tutto rispetto, sono in A2, quindi... Sì, li seguo, so che il direttore è Ettore, vero? Ettore Davide, sì, il direttore è un amico mio che lo saluto tanto, so che stanno facendo bene, stanno facendo le cose fatte per bene, quindi è un'altra realtà del nostro calcio che ci dà soddisfazione. Sempre lupi sono, comunque su tutto Lupacchiotta, anche loro sono lupi. Roberto, c'è Romanelli, vuole chiedere. Romanelli, che volevi chiedere? Un attimo mi avvicino, vabbè, prego Romanelli. Roberto, perché ci siamo visti quest'estate a casa sua, ho fatto un'intervista tutta pagina. Ciao Robby, tutto bene? Buonasera, sì, bene. Senti, ti volevo chiedere su Eva, l'approccio, come l'hai visto? Perché di questo ragazzo ne parlano tutti bene, di Cosenza, di Cittadella, però diciamo che è il nostro. Come lo vedi in Serie B? Come questo ragazzo? L'esordio mi sembra promettente. Sì, Gianluigi è un ragazzo che sta guadagnando terreno giorno dopo giorno, è quello che deve fare un giovane, un prodotto nostro, quindi siamo orgogliosi di questo, ma lui deve sapere, per me come tutti gli altri, insomma, lo tratto io, i giovani li tratto come i grandi, per me se stanno lì con noi e meritano vanno in campo, quindi per me non è un problema, quindi sicuramente siamo orgogliosi perché è un qualcosa di nostro, però il ragazzo sa che deve lavorare duro, nessuno gli regala niente, io non
non regalerò mai niente a nessuno, perché penso che un calciatore quando se le conquista le cose poi dà ancora più valore. È ovvio, è E così. quindi lui si è conquistato tutto questo con il suo sudore, il suo lavoro. Io da tecnico ho valutato quello che lui ha fatto e per me ha meritato di andare in campo, e sapevo che faceva bene perché lo dimostra durante la settimana come lo fanno i suoi compagni, quindi per me quella è la cosa più importante. Loro sanno che la settimana parla, le scelte anzi spero che poi le scelte le devo fare io, tante volte se le fanno loro vuol dire che ne ho 11 contati, perché invece no, quando devo fare io le scelte vuol dire che 25 sono allenati a 3.000, devono andare in competizione e poi devo sbagliare il meno possibile io nelle scelte, insomma. E noi ti facciamo i migliori auguri, un in bocca al lupo, un al lupo di Giugia da Cosenza, buon ritorno domani per gli allenamenti, Certo. un abbraccio e l'applauso per il mister. Per la telefonata. Anche a te. Vi voglio dire una cosa al Anche a mister. te, mister. Ciao. Mister, serata, buona il 17 serata, dovrebbe portare Ciao. bene, mi raccomando, in bocca al lupo. Ha detto, vabbè, non ti ha sentito. Prego, possiamo dare il microfono a Paride? Erika, grazie gentilmente. Eccolo qua, grazie Paride. Allora, se vuoi dire qualcosa, prego, ti lascio la telecamera. Andiamo veloci perché sennò poi sì. ci vogliono 2 ore e mezza di programma per salutare. Vai. No, diciamo che mi appresto ad affrontare questo secondo anno e sono molto fiero di questo inizio dei compagni che ho trovato, in primis per le persone che sono e poi per i calcettisti che ogni giorno mi stanno mostrando sempre più tutte i vari rami di questo sport, perché sembra uno sport facile ma è molto più complesso del calcio. Sono fiero di quello che si sta creando a partire dalla società e a finire all'ultimo compagno, perché stare in questo gruppo è davvero sentirsi a casa. E non c'è cosa più bella di arrivare al campo e dire beh, oggi 2 ore riesco a divertirmi ma allo stesso tempo a lavorare e a crescere e a migliorare. Quindi spero di arrivare a fine anno con queste stesse parole, perché così vuol dire che sicuramente abbiamo fatto più che bene. Si può merita un applauso, che dia. Bravo Paride. Da Cosentino Verace, grazie Paride, in bocca al Grazie a lupo. voi, crepi. Sentiamo lui, prego. Presente. Giovanni Savuto, di Savuto. Cosenza. Sì. Allora, Savuto. Salutiamo anche la Valle del Savuto, visto che siamo in Bernarda Savuto, che cognome. Sì, Allora, originari di là. tu sei il secondo anno qua o il terzo? Il terzo. Ecco, sì. mi ricordo bene del tuo cognome. Se vuoi dire qualcosa, vuoi salutare gli Beh, amici? che posso dire? In un gruppo così posso solo imparare. Tu che ruolo giochi? Io sono un laterale. Laterale, Sì. benissimo. La società tutta a posto, qualche vabbè. lamentela, fatela Non ci si oro può mai lamentare. più. Lamentate oro mai più, Non ci si può lamentare Non ci di si può queste lamentare, va bene. Allora, Savuto, un abbraccio anche a te, grazie. Alla prossima. Allora, complimenti per la trasmissione, questo è un messaggio che è arrivato, poi ogni tanto lo leggo qualcuno, giusto così sarà un mio parente questo. Complimenti per la trasmissione e grazie per lo spot a favore della Futsal calabrese. In bocca al lupo alla società, al mister Tuoto, lanciato un appello sul territorio per iscriversi al campionato di Serie D, Giuseppe Della Torre, responsabile regionale CR Calabria. Chi è questo? Io non lo conosco, chi è? È il presidente della Torre, è il presidente del comitato, il delegato. Delegato? Il delegato del calcio a 5 della CR Calabria. E che di dov'è saluto. Giuseppe Della Torre? Di dov'è? È di Catanzaro. Catanzaro, lo salutiamo, poi ci sta guardando, un abbraccio a Giuseppe Della Torre. Forza papà da Eugenio, forza papà da Eugenio. Chi è tuo figlio? Ma guarda, ti ho detto, ormai devi essere ospite fissa dal lupo al lupo, Eugenio. Sì, sì. Allora, come si chiama tuo figlio? Eugenio, come mio padre. Pensavo che era il secondo, tu ce n'hai uno? Ora ne sta arrivando uno. Allora ci avevo pigliato qua, sì. Eugenio, ciao anche a te, quanti anni hai Eugenio? C'ha 5 anni. 5 anni, un abbraccio a tutti i piccoli che ci siamo. Allora, adesso chi abbiamo? Finiamo con chi c'era già dall'anno scorso, Mario Pagliuso. Sì, un applauso a Mario Pagliuso, sì, eccolo qua. Eppure per rafforzare il discorso dei giovani, Francesco Canonico, nuovo del 2001. 2001, Francesco Canonico, eccoli qua, adesso li diamo il microfono anche a loro. Eccolo qua, Salerno. Un cognome un po' particolare, questo Salerno, capito? Che se ti fosse tu Cosenza intanto No, io Pagliuso. Ah, Pagliuso. Ma Cognome Salerno non c'è particolare più. comunque. Salerno è più lontano.
No, c'era pure Salerno però, Pagliuso Salerno, lo salutiamo, come no? No, ma c'era, l'anno scorso c'era Salerno. Sì, c'era. Vabbè, non è che mi sbaglio. E segnava pure Salerno, faceva gol. Allora, Pagliuso, abbiamo detto tutto. Pagliuso, grande presidente, lo salutiamo. Allora, prego, tu che ruolo giochi? Sono un'ala pivot. Un'ala pivot, spiega cos'è gli amici che non sanno che è la pivot. Laterale o perno avanti, diciamo. Gol ne hai fatti, sì, l'anno scorso qualcuno l'hai fatto pure. Sì, qualcuno. Invece a te cosa ti ha appassionato? Perché hai scelto il calcio 5? Per motivi personali ho dovuto lasciare il calcio. Tu dove hai giocato prima? No, solo settore giovanile. Solo settore giovanile, dove eri? Scuola calcio? Sì, però ho lasciato subito perché mi ero iscritto, avevo preso tutta un'altra via. Tutta un'altra via. Che era della delinquenza, no? No. Uno che sei per un'altra via, no? No, che ero appassionato alla musica e stavo studiando in conservatorio, quindi mi serviva... Era una via buona quella, sì. Perché un concertista, sai, altro che correre presso palla, insomma. La musica. E poi hai abbandonato? No, a livello alto ho abbandonato, diciamo, quindi ora suono... Che suoni? Pianoforte. Pianoforte, bravo. E il vostro? È il nostro pianista. Bravo Pagliuso. Noi quando vinciamo c'è la... lui suona quando voi vincete, bravo. Quando perdiamo? Complimenti a Pagliuso, ti sei fidanzato Pagliuso? No. Niente, single? Vabbè, fai bene, piano piano poi c'è tempo anche per questo. Grazie, buon campionato a Pagliuso. Prego, questo giovane, 2001 sei tu, bravo. Di dove sei? Amantea. Amantea, sei sulla costa tirrenica. Cosa ti appassiona del calcio 5? Perché hai scelto tutto? Tutto, mi piace tutto il calcio 5. Tutto. Bravo. Tu vai a scuola, sì? No, ho finito io, l'anno scorso. Sei andato un anno prima? No. Ho finito proprio alla scuola. Scuola finito, che hai finito? Fammi capire. Ho fatto il quinto l'anno scorso. E mo, basta, università, non vuoi andare a Milano, no? No, chi ci va a fare a Milano, c'è il Covid, va bene, non continui gli studi? Per il momento no, poi in futuro valutiamo. Che futuro che vedi? Chi sta 3 anni di pausa, di pisco? Ha preso un anno sportivo, non sabbatico. L'anno sabbatico, dato che noi giochiamo. Che diploma hai? Ragioniere. Un fanetico, ragioniere. Tu di chi mo? È meglio che cambi cose, diventa pivot d'eccellenza, se no, però io ti consiglio di andare a scuola, continua all'università, tanto sei qua, l'unica che puoi andare, ci vanno tutte all'università, che fa, tanto passuti. Vabbè, ok, vuoi salutare qualcuno di Amantea? Sì, vorrei salutare la mia vecchia società, la Manda Futsal, e tutti quanti quelli che stanno guardando adesso la società. Ci vedono qualcuno da Mantea, sono i tifosi da Mantea del Cosenza Calcio, uno in particolare lo saluto, il mio amico Rocco Mundo, grande ciclista e tifoso del Cosenza. Vabbè, grazie, il fidanzatino ce l'hai? No. Vabbè, a posto. Grazie, una buona serata anche a te. Bossio, a chi abbiamo? Allora, passiamo in Spagna, va bene? Andiamo in Spagna con Alex Gonzalez. Qua siamo ad alti livelli. E Rodriguez. Alex Gonzalez. Rodriguez detto Poti. Mo ci parla tu in spagnolo, io non parlo spagnolo. Sì. Parlano italiano, sì. Allora. Spagnolo? Spagna? Certo. Allora, tu invece parli italiano, se no chiama un pochettino, sì. Se no chiama la traduttrice, se vuoi, anzi la chiamiamo la traduttrice. Non ti preoccupare, speriamo bene. Va bene, allora, fatti una domanda e datti una risposta, che fai prima. Ecco. Allora, scherzi a parte. Allora, primo anno tu qua? No, sono stato 3 anni a Grosseto, a Toscana. Toscana, bravo. Più bello su o giù? Ancora sto vedendo questo, è un mese che sono qua, devo girare un po' ancora. Devi girare. Sì. Dove abita? A Cosenza? Sì, siamo a Rendi. Ah, Rendi, qui sei nel comune di Rendi. Siete insieme voi due? No? Sì, più o meno, accanto. Casa, sì. Senti, che campionato sarà questo? Tu hai fatto la 2 sopra o la 1? Qua hai fatto Bossio? A2 con lo Grosseto? Certo. I gironi sono differenti? Sì. No, perché dico questo? Perché in Serie C, girone A, qualcuno dice meno impegnativo del girone C della Serie C, no? Perché qua sono squadre, non so se nel vostro, diciamo, nella vostra disciplina è anche così, no? No, sì che è certo che quando si parla erano 4 gironi e si parla che quelli del sud erano più forti. Allora stiamo per vederlo, speriamo che i forti siamo noi. Tu di dove sei? Spagna dove?
Talavera della Reina, vicino Sì, sì, Toledo. vicino Spezzano Piccolo. Ho capito. Toledo. Toledo, vabbè, ho capito, vabbè. Ci siamo Toledo quasi. ci sta. Allora. Gracias. Grazie a voi. Gracias. Ah, vai, tu. Mi dai un attimo, approfitto per salutare la mia ragazza, già che mi chiede tutta la gente. Ci può dire no. È venuta con me a Ho capito, ma tu devi sapere salutare ragazza, 15 euro costa. Saluti normali 5, ragazza qui. Vai, prego. Un bacione grande, Laura. Come si chiama? Laura, bravo. Complimenti, grazie. Tu parli francese? Io provo a parlare italiano un po', sì. È meglio, se parliamo un dialetto ancora meglio, guarda. Come ti chiami? Ciao, mi chiamo Alejandro e mi dicono Poti. Alejandro? Alejandro, come lui. Alejandro. Sono Tu un po' diverso, di no? dove sei, Alejandro? Io di Cadice, di Andalusia, Spagna pure. Andalusia, sì. Vabbè. Che ruolo giochi tu? Gioco laterale. Ma tu l'hai trovato, Bossi? Come ha fatto a trovarsi io credo? Scusa, date un microfono a Bossi. Ecco, Bossi, come è riuscito? Ed è stato pure difficile. Ma tu, scusa, un colpo in canna ti è rimasto, o no? O l'hai presi tutti quelli mirati? No, abbiamo preso tutti quelli che ci servivano. Ma l'avete seguiti durante i campionati? Chi ha giocato in Italia sì, l'abbiamo seguito, poi con il mister abbiamo valutato tanti video e tante domande in giro. Sì. Alejandro, invece tu dove eri lo scorso anno, dove giocavi? Io ero a Roma, alla Italpol. Mizzica da Roma, mo a Cosenza, frate mio, sai come esci pazzo qua? Sì, però è una che bella bello città, qua. Cosenza, è una bella città. Io Ti sono trovo- del sud pure. Di dove sei? De Cadice, Andalusia. No, io sono del no, che diamine, mamma mia. E cazzo, due passi, Io ho detto bene che lui ti spezzava. Vabbè, allora, tu la ragazza ce l'hai? Io no, purtroppo no. No, e come mai? No, non ce l'ho. Ma poi comunque trovi una cosentina, va bene? O Sì. una rendese, o una spezzanese, o una da Prigliano, magari, una silana, o silano mangiata, silano bevuta, però qualcosa te la devi trovare. Poi vedi come puoi fare, adesso ambientati. Fai gol, eh? Sì, ci provo. Ci provi, eh? Allora, Speriamo. lì la telecamera, vuoi salutare gli amici che ti seguono da fuori, dall'estero? Sì, dai, un saluto a tutti i miei amici, però non penso che sta a vedere nessuno. No, vedono, vai che vedono tu, fanno finta che non vedono ma vedono, vai tranquillo. Poi domani mi chiami, c'aveva ragione Fabio, fanno finta che non vedono ma poi vedono tutti. Ragazzi, un abbraccio alla Spagna, vai, prego. Andiamo in Argentina. Peggio che In Argentina abbiamo Guido Grandinetti. Argentina, E poi- Grandinetti l'ho E poi sentito. i vicini del Brasile, Luan Costa. Luan Costa, allora, prima vieni Grandinetti, sì, prego. No, aspetta un attimo perché, se non mi sbaglio dobbiamo dare la linea perché abbiamo la pubblicità delle 22. Più tardi conosceremo anche Renzo Andropoli, forse, e abbiamo anche l'addetta agli arbitri che scalpita che se ti mangia una lasagna così, già pronto. La facciamo vedere a lui la regia? Allora, Grandinetti, no? Grandinetti, sì. Grandinetti, ci siamo visti con lui, vieni Grandinetti, vieni qua. Allora, dai linea alla regia per la pubblicità in uruguaiano, vai. In Argentina, io pensavo che era l'Uruguay. Vamos a la pausa, volvemos tra poco. Bravo. Ci ritroviamo, un applauso dal Parco Acquatico di Rende, i riflettori si sono accesi nell'auditorium, quindi già quest'altro pezzo di Parco Acquatico è ritornato a rivivere, quindi ricordiamo e salutiamo Tony Fusionato, però da qui a poco ritornerà a rivivere anche il ristorante, anzi un ristorante non è mai partito, però partirà il ristorante proprio nel laghetto, proprio al centro del laghetto. Eravamo con il Guido Grandinetti, che tu sei allora scusami Bossi, parla tu, dici anche una cosa, perché io non so che ruolo, non è che posso fare tutto io. Allora Guido, c'è Guido qua, è ultimo, argentino. Ruolo, l'ultimo. Come l'ultimo mi presento. Ma l'ultimo c'è l'assessore, ultimo, che c'entra è ultimo con lui. Come ruolo. Come Nel ruolo. futsal c'è l'ultimo. Ultimo. Ma Grandinetti sono di casa secondo me, perché lui è argentino, ma secondo te è di origine di dove? Di Spezzano. Spezzano sì. Sì, i miei bisnonni sono di là. Dove? Di Spezzano? Di là. Ma io l'avevo capito subito, infatti l'ho detto in prima battuta, che è d'origine calabrese, infatti sono tutti in Argentina. Di Spezzano piccolo, Spezzano Sila. No, Sila. Sila. Ho capito, sa pure una cosa, salutiamo anche il sindaco di Spezzano Sila. Allora, Guido,
Dimmi. Poi puoi dire quello che vuoi. Prego. Ti piace innanzitutto, l'Italia? ciao a tutti. È la prima volta che vai in Italia oppure hai No, giocato? questo è il terzo anno. Dove hai giocato? Ho giocato a Friuli, Pordenone. Che ero freddo al gelo, sì. sì. Là c'era un bombiniere, ero freddo al gelo. E a Cagliari. A Cagliari già Sardegna. Sardegna è Bello, bella. Bella la Sardegna? Però più bello qua. Più bello qua, Più bello qua, Vabbè, sì, all'origine sei ritornato in Calabria, bravo, bravo. Senti, la scelta invece Bossio, la scelta su Grandinetti, come è venuta? Allora, su Guido abbiamo lavorato insieme al mister, anzi abbiamo lavorato insieme al mister su tutti quanti, anche il direttore generale ci ha seguito anche questo mercato. La scelta su Guido è stata veramente, ci ha impressionato i primi video Dici che che abbiamo fai visto. sciapalle dei ricchi, è vero, in dialetto. Più che questo è un altro, è la forza che c'ha, la forza fisica. La forza fisica è la sua specialità. Invece la palla dei ricchi invece costa con la palla dei ricchi, va buono. Hai detto bene. Per chi non capisce, per chi gioca a calcio sa che significa. Allora Guido, ti ringrazio. Il piatto nostro calabrese che ti piace di più qua? Due polpette devi quello, le polpette. Devi Le mangiarsi polpette di riso. Il riso? Sì. Polpette di riso? Infatti, Poi qui, la brutta figura. di carne. Anche di carne. Polpette di melangiano, perché Infatti la prima cosa che hai imparato calabrese è... E polpette. Qual è la prima cosa che imparate calabrese? Tegno fame. Eccolo qua, vabbè. Sempre tegno fame. Tegno fame, vabbè. Sono arrivato al posto giusto. Sei arrivato al posto giusto. Aspetta, ti faccio un primo piano e chiudiamo con tegno fame, va. Facciamo, lanciamo sto coso, ecco qua. Prego. Tegno fame. Sempre. Tegno fame sempre, vabbè. A posto, grazie Guido. Simpaticissimo Guido. Nel frattempo ci hanno raggiunto. Ma io stavo salutando, vabbè. Prego Costa, Rui Costa, prego. Buonasera. È il nipote di Rui Costa, lui è ex Magari. giocatore del Milan. Come stai Rui? Tutto bene. Tu bene. sei Sono di origine brasiliana. brasiliana. Tu credo che fai la palla dei ricchi, perché ho detto significa che praticamente la palla te la nasconde e fa quello che vuoi. Da quanti anni giochi? Io gioco da quando avevo 5 anni di età. Ho iniziato Su per la sia spiaggia? calcio a 5 e calcio a 11. Su per la spiaggia a Torre Mezzo? Anche per le strade, là in Brasile, sai come... Sulle spiagge, voi giocate. Però ecco, Italia è secondo anno? No, in Italia sono da 13 anni che sono già qua. Dove hai giocato? Ho giocato all'Acqua e Saponi, Sapone. CDM Genova, ho girato 8 Sud squadre. è la prima volta? Sud è la seconda volta, l'anno scorso sono stato a Potenza. Potenza, i montagni di Potenza, qua è diverso, qua è più bello. Sì, ma molto più bello. No, sì, per sì. Potenza, però voglio dire, qua siamo a un altro livello. Allora, vuoi salutare qualcuno? Prego, hai fatto amicizie qua a Cosenza? Ancora, più che altro come La ragazzi fidanzata delle ce l'hai? No, magari. Magari. Sto cercando. Ma tutti senza ragazze arrivano qua, tutti senza ragazze. Sto cercando. Tempo da lupi, tu nelle lampe, senti, tu nelle lampe. Se c'è qualcuno che vuole imparare la samba, ecco, io ci sono. Tu balla samba? Balli. Sì, certo. Fai vedere. La samba. Va, un passo di samba, ecco. Vai. La samba. Guarda. Mamma, qua la devi fare, vieni qua, passa di qua, un passetto di samba, vai, fagli vedere, ecco, vai tu, vai, con Moni, vai là, samba. Un applauso a Erika, vai la salsa, vai. Io so ballare la salsa, non la samba. Pure la salsa, vai, ecco qua, vai. Togliamo sto qua, per favore, aspettate un attimo. Paride, fai la musica tu, Paride, vai. Su con le mani, vai, su con le mani. Ha fatto? Bravo, grazie ragazzi. Allora, è arrivato qui insieme a noi, prego, lo Buonasera. salutiamo, signori e signori, Mario Pescatore, addetto all'arbitro. Naturalmente ci hanno messo uno di quotato, ha detto all'arbitro, si dice ma non un mingerlino, dice, chi se mi porta mai a mangiare, scherzo a parte per gli arbitri, vabbè. No, io ho fatto Che l'arbitro. battuta, Io ho fatto l'arbitro 15 anni. Per chi si ingressa di su? Esatto, perché poi ho smesso. E poi hai smesso. E invece di allenarmi al campo scuola mi allenavo a Era tavolo. a tavolo, bravo, hai Esatto. fatto pure io la stessa cosa, io giocavo pure e poi gioco a tavolo, vabbè. Come va? Ma tutto bene. Tu sei di Cosenza? Sono di Cosenza. Sono contento di questa avventura, ringrazio e non smetterò mai di farlo il Presidente Fuoco. Ci conosciamo da una vita perché anche se non ho mai arbitrato le sue squadre, però andavo spesso al palazzetto. Ma questi arbitri cosa vi chiedono quando arrivano? Che chiedono in modo particolare?
Ma generalmente, almeno dalla mia esperienza, non siamo mai stati troppo esigenti. Cioè, arriviamo là anche perché troviamo tutto, troviamo le divise, troviamo i documenti. In alcune zone trovavamo già i dolci. Dolci niente? No, qua li trovano pure. Trovano pure Sì. i dolci, vabbè. Però era un male perché eravamo troppo golosi, mangiavamo prima e poi giù campo, naturalmente. Sì. E No. tu hai continuato pure dopo, però. Io non ho mai smesso, sì. Sono una persona costante, se inizio una cosa la porto in fondo. Bravo. Va bene, se ci diamo, eccolo qua, lo salutiamo, Renzo Andropoli, che l'ha detto stampa della Pirossigeno, calcio a 5. Allora Renzo, questa nuova avventura, tu dalla pallavolo, tutti questi sport, come nasce questa passione per gli sport minori, tra virgolette? Perché molti dicono, ma sai questo sport minori? Com'è? Nasce dal fatto che ho avuto una grossa delusione dal Cosenza Calcio negli anni che furono, mi ricordo ancora l'episodio, fu un Cosenza Chievo in casa, era una partita per noi importante per la vittoria del campionato. Perdevamo 1-0, abbiamo fatto 1-1 e abbiamo avuto la presunzione di andare all'attacco. Abbiamo perso 3-1, da quel momento io ho abbandonato, ho cambiato sport, sì. Anche perché l'anno 2001? No, l'anno 1905, tu non eri nato, un po' prima del 2001. E ho cambiato perché poi mio figlio si è messo a giocare a pallavolo e quindi ho seguito la pallavolo anche con grande soddisfazione. Quindi frequentando molto il palazzetto ho avuto modo di diventare amico di Pino Fuoco, che mi ha voluto coinvolgere in questa bellissima avventura e ne sono grato e sono molto soddisfatto di questa nuova avventura che spero di poter, come dire, aiutare a diventare qualcosa di molto importante per la città. Bravo, questa è la cosa più importante. Ha detto parole sacrosante. Sentiamo Eugenio e poi Romanelli. Allora, dai questo. Chi c'è? Il capitano. Manca il capitano della squadra. È un capitano e voi mi dicete così a lui, ma era poco, manco un capitano. Capitano, un applauso al capitano, eccolo qua. Prego. Capitano della squadra, anche capitano della nazionale Fedele. dell'Uruguay, Federico Fedele. Sì. Fedele, eccolo qua, Federico Nel Fedele. frattempo voglio ricordare che mancano qui altri due calcettisti che sono Giuseppe Piromallo E lo salutiamo a Giuseppe, un applauso anche per Giuseppe. e Zamirton, altro portiere brasiliano. No, lui è stato ospite già da Lupo a Lupo. Come è Ci andata? siamo Fedele? conosciuti, bene. Tu sei il capitano ormai, eh? Sì. Che vogliamo grazie. dire ai ragazzi? Siete pronti per Siamo sabato? pronti, iniziamo sabato, quindi siamo carichi, contenti e fiduciosi della stagione che faremo. Vedi che c'è Baez qua a Cosenza, Uruguay. Che Sì, gioca, lo so, Baez, me l'hanno detto Genio, parecchie Baez. volte. Anzi, aspetta che se mi risponde lo chiamo. Facciamo una carrambata con Baez. Chissà, è difficile, io sono le 14. Nel frattempo parla di quello che vuoi. Marcello, vuoi fare una domanda? Prego, date il microfono a Marcello, Romanelli. Vediamo Qual è Baez. il tuo idolo calcistico a questo punto anche di calcio a 5? Perché naturalmente non stiamo. Se hai un mito, hai una persona da seguire particolarmente. Ti dico la verità, no, non ho mai avuto un idolo, una persona, un giocatore così da seguire in calcio 5. Uno che ovviamente ci porta lo sguardo a tutti è Falcao per il suo gioco, per quello che ha fatto, per quello che ha vinto, per il giocatore che. Però ho sempre tenuto, veramente non lo dico per dirlo, se no perché lo tengo, che per me i giocatori che io tengo sono quelli che ho accanto, per me sono i migliori e sono quelli che guardo ogni giorno, quindi per me sono quelli. Niente, non risponde. Baez, questo dormono perché la sera vanno a letto presto, capito? Quindi i calciatori non rispondono. Va bene, lo salutiamo, poi avremo modo qualche volta che lo invito che verrà in trasmissione, ci sarai anche tu, va bene? Va bene, benissimo. Un in bocca al lupo. Crepi, grazie. Ciao, pugno così, da avvicinare, che se no ci chiede dalla casa che scrivano che poi sono troppo vicini, e questo attenti, c'è gente attenta che... Poi per mia curiosità, visto che è un mondo che non conoscevo proprio adesso, sto iniziando a... Allora, il campionato, quante squadre sono e quante squadre partecipano al campionato e se voi siete i favoriti o meno. Sulla carta siamo i favoriti oppure siamo l'outsider? Voglio capire a livello il panorama, la griglia di partenza, visto che c'è una griglia di partenza, come siamo messi sulla carta? Allora, innanzitutto il campionato è fatto da 12 squadre e il girone D è quello più competitivo. Quindi noi abbiamo allestito un roster importante per raggiungere il prima possibile la salvezza
che è l'obiettivo primario di questa società, mantenere la categoria. E quindi siamo lì, questo è l'obiettivo. Poi tutto il resto che verrà, insomma, si vedrà. Insomma. Esatto, andando vedendo, sì. Andando vedendo. Allora, Poi si prego. sviluppano i playoff. Esatto, poi ci sono i playoff, poi ovviamente la prima ovviamente sarà. È una domanda veramente... Sì, ci sono i playoff sono- e i playout per scendere. Sì, sì, Benissimo, sì. è uguale perfetto. Tuono e Lampi, tempo da lupi e noi ci siamo con il lupo al lupo. Eugenio Marasco, prego, diamo voce e microfono a Eugenio Marasco. Buonasera a tutti. E allora Eugenio, hai seguito la trasmissione, insomma tu sei stato prima giù. Concludendo, che vuoi aggiungere a questa bella serata, insomma, dedicata, questo speciale dedicato alla pirossigeno città di Cosenza? Prego. E che vogliamo L'ha dire? detto Gaetano, insomma, delle tessere, avevamo già parlato Sì, la scorsa diciamo che settimana. come abbiamo parlato già settimana scorsa, stiamo facendo un lavoro fuori dal campo, diciamo, che è parallelo a quello che c'è nel rettangolo di gioco. Ovviamente questo è un periodo pure di organizzazioni trasferte, organizzare un po', insomma, si entra proprio nel vivo di quelli che sono i nostri compiti, ognuno per il suo. Per quanto riguarda l'apporto esterno, quindi con le tessere, noi siamo lì sempre pronti a essere presenti, basta contattarci sui canali social, contattarci sul nuovo sito che prima Giorgio ha lanciato. Abbiamo le 3 tessere, le famose 3 tessere che io porto sempre dietro, ve le faccio rivedere. Ma tu proprio ti porti appresso Sì, per me l'hanno messo da contratto. Quando esci da casa ti porti le tessere, queste Esatto. qua. Ho capito. Che se al banco Ecco, ogni tanto se ci passi. Ecco, queste sono le tessere, avevamo fatto già vedere la scorsa Esatto, settimana. sono le 3 tessere, hanno 3 tagli distinti, ovviamente, la blu, la rossa e la gold. Abbinata a queste 3, nella blu c'è in omaggio a chi ci sta vicino una sacca, ovviamente Piena di griffata, soldi, pirossigeno. una sacca Questo piena di dovete soldi. chiedere alla società. C'è pure un po' d'ossigeno dentro, quindi una sacca È possibile. Vabbè. In quella rossa, che ha un valore intermedio, diamo in omaggio una t-shirt sempre brandizzata a Pirossigeno Città di Cosenza, e la gold, insomma, è quella più importante. Diamo una polo K che potete ammirare nei ragazzi come sono vestiti. Ah, che questa polo bellissima, complimenti. Allora Renzo, volevi dire qualcosa? Voleva dire qualcosa? Prego. Sì, volevo finire con lo staff che c'è da Mimmo Colonnese, oramai da 3 anni con Vieni, noi. Mimmo. Sì. Francesco Loguglio. Sì. Giuseppe Presta, che è il allenatore di seconda del Mister Tuoto, e Alessandro De Senza. Giuseppe Presta dov'è? Ecco. Giuseppe Presta. Ecco qua, stai in piedi che ti fanno una mansardina, o tu vuoi un primo piano o una mansarda, alzati, se non ti vedo. Guarda lì con la telecamera, ecco, e ti fanno una mansarda, proprio mansardata con anche il parquet dentro, eccolo qua. Questo In più volevo è finire Prego. tutto con, purtroppo per motivi di lavoro non c'è un'assenza importante, un personaggio importante di questa società che è il direttore generale Ettore David, come avete già L'abbiamo ricordato detto prima, sì, purtroppo per motivi di lavoro è assente stasera. E lo salutiamo. Ettore. Fabio, mi fai ricordare una cosa, per favore? Prego. Noi da sabato, come hanno già detto gli altri, iniziamo questa avventura in Serie A. Di sicuro le gare in casa verranno trasmesse sulla nostra pagina Facebook e sul sito online. Vediamo se sabato la società della SIEC Messina farà questo servizio, quindi invito che, se ci sarà la possibilità della diretta, di collegarvi e seguirci, iniziare a seguirci. Voi giocate a Messina praticamente. Giocate a Messina. E poi in casa sabato? Poi in casa partiamo il 24 col botto con la squadra penso favorita, che è il Napoli. È il Napoli, quindi Sabato 24 ottobre Cosenza al Napoli, Palacosenza alle 16, sì. Vediamo se è aperto o chiuso ancora. aspettiamo e vediamo, dai, ancora non si capisce questo decreto. Prego Renzo, che volevi aggiungere? No, volevo solo dire che, insomma, come avete potuto constatare, questa società basa molto sull'efficienza organizzativa della stessa, perché siamo consapevoli che una buona organizzazione alla fine del campionato si traduce in punti, e i punti sono importanti per questa categoria. Certo. Presidente, allora, sentiamo Eugenio Piro. Allora, la serata è stata bella, insomma, vi siete divertiti, abbiamo passato una bella serata. Avvicinate il microfono, devo avvicinare. Contiamo io sono modesto, diciamo che puntiamo a vincere il campionato. Io, puntuale. No, è stato chiaro. E come Guarasci ha la stessa cosa, ha detto Eugenio Guarasci, io punto a vincere il campionato quest'anno. Noi siamo già giù, siamo alla scarpa. Allora, che facciamo? Dobbiamo salire.
certo. dico al ginocchio. Ecco anche questo è importante, Renzo, no? Quando tu trovi Ma io un nella mia presidente vita sono stato sempre positivo, sempre... Ma bisogna essere così, dai, bisogna Io crederci non mi alle arrendo. cose. Vabbè, la squadra, da quello che ho capito, è una squadra Oh, competitiva. mister mi guarda e mi sorride. No, Non so se mister mi ti può prendere sorride. in giro, No, non lo so. non penso. Lo devo studiare. No, non penso. Vabbè, tanti i misteri quando sbagliano poi vengono esonerati. Ho detto tutto e ti do... La parola. Allora, prego. Come? Con questo l'hai caricato di responsabilità, per questo ti guarda così, tutti i giorni lo carica. È ambizione, una grande squadra, una grande società. Dai. Marcello, siccome siamo quasi addirittura d'arrivo, io direi iniziamo con te, poi facciamo un giro, così salutiamo tutti gli ospiti, anche gli amici che sono stati qui con noi, i calciatori e tutta la Piro Ossigeno città di Cosenza. Ricordo questa sera il campionato di Serie B è fermo, abbiamo dedicato questa puntata direttamente, abbiamo conosciuto anche i ragazzi, alla Piro Ossigeno che sabato 17 inizia questa avventura in A2. Prego Marcello. Io chiedo subito un accredito stampa per sabato 24 Cosenza-Napoli, così vi vengo a vedere. E sono contento di avervi conosciuto, veramente complimenti, in bocca al lupo e speriamo veramente in una stagione positiva e da sogno. Complimenti veramente, una grande società. Grazie. Marcello, allora, prego Maratto, prego. Io saluto a tutti, auguro l'in bocca al lupo ai ragazzi. Sabato ci facciamo questa prima trasferta. Abbiamo fatto già una sabato di amichevole a Bernaldo e non è stata per nulla negativa come divertimento, quindi la prima cosa divertiamoci insieme, dove arriviamo. Senti, posso salutare mia figlia che mi sta guardando, visto che mi accodo a tutti quelli che hanno salutato. Sì, come no? Come si chiama tua figlia? Aurora. Aurora. E a mia moglie ovviamente, per forza di cose, che è con lei. Saluto tua moglie che ti fa trasta stasera da casa e ti lascia fuori. Perché è con lei, non per questo. No, però la figlia che è la figlia, quindi grazie. Grazie a te. Allora, complimenti alla famiglia Piro, Ettore e Davide per aver creato Cosenza un interesse sportivo nazionale Eraldo. Poi ancora buonasera, complimenti per la trasmissione. Questo è qualche parente, capito? Qualcuno ti chiama. Il grande Mario, dai più forte, Andrea, non so chi è, va bene. Allora, Bossio, direttamente da Amantea. E ci accodiamo i saluti a questo punto, prego. salutiamo Nicole e Desiree, le mie bimbe che ci stanno guardando. Però che cosa bello un calcio, visto? Questi calciatori sono tutti legati alle figlie, alle amanti nessuno, perché amanti non è nessuno. Salutate le amanti se ce l'avete ogni tanto, sto scherzando, vai. Le figlie che sono importanti, vai, prego. I complimenti per la trasmissione e dare visibilità a questo sport che ne ha veramente bisogno, anche perché è seguitissimo. Non sembra, ma il futsal è seguitissimo. Sicuro? Sì, assolutamente. Più del calcio? No, assolutamente non ho detto che è più del calcio, ma è seguitissimo. Lo so, c'è grande interesse, sì, è vero, questo è vero. Io ho detto soprattutto nella nostra regione. Come ho detto ai presidenti, sia Fuoco che Piro, che ogni settimana poi è venuto già il mister, accendiamo i riflettori, venite ospiti da Lupo al Lupo e quindi c'è la possibilità di stringere, perché devo stringere che devo chiudere la trasmissione, di parlare anche del calcio a 5. Grazie Presidente, purtroppo questi ti chiudono così perché c'è il TG10, quindi dobbiamo chiudere. Tu hai preparato i purpetti di mangiana che ne ho mangiato. Allora ragazzi, grazie. Grazie a te, Capo, grazie a te Fabio. In bocca al lupo anche a te, Renzo, per questa tua avventura. Ti raccomando agli arbitri, purpette di mangiana e portici. Melanzane, carne e riso. Carne e riso. Allora, grazie a Mario Pescatore che naturalmente l'ha detto agli arbitri. Un applauso a tutti gli amici della Futsal Città di Cosenza, Piro Ossigeno. E un applauso ti fa Erika, se lo merita, dai. Erika non sta... Io vi voglio dare un in bocca al lupo perché sabato 17 è il mio compleanno, quindi spero di portare fortuna anche a voi che iniziate è il compleanno di il Erika. campionato. Auguroni ad Erika. E non quindi si danno prima perché porta male. No, questa vittoria l'ha dedicata a Erika, va bene? E lo spero anche da parte del Cosenza che faccia ottimi risultati anche in campo. Speriamo bene Quindi, anche per il Cosenza in bocca al lupo ad entrambe le squadre. Grazie per averci seguito. Grazie a tutti voi, la linea la giriamo allo studio centrale, c'è il telegiornale TG10, ci ritroviamo lunedì prossimo, sempre tutto in diretta, grazie al Parco Acquatico qui di Rende, la linea alla regia, alla prossima, ciao! Buonanotte!